problema è che qua o fai la guerra o ti abitui. Vai, 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 vai! Di qua vuoi fare il giro delle piazze di spaccio? Ti faccio entrare direttamente la moto di Carlotta su per il culo. Forza Juve! Che bello, vero? Solo a Napoli succede ciò. Veramente solo a Napoli succede ciò. Ma come si fa? Guarda che adesso sto facendo video. Valentino Pezzi, iscriviti al canale, ti faccio vedere su YouTube. Lota! Guidare qua è un problema. Proprio pericoloso. Cioè, se io da turista vengo qua, io per esempio ho subito paura. Sei pronto a rischiare di rimanere a piedi a Napoli? Sì. Vai, il bello è che sono entrambe senza benzina. Quella abbiamo fatto 5 euro la settimana scorsa. 5 euro di pieno, sì, che sia chiaro. Sembra difficile starti dietro. Devi buttarti come vuoi. Cioè, per strada sei tu che comandi. Guarda la rotonda, noi adesso dovremmo avere lo stop. Si fermano loro. È così. Sei tu che comandi. Vai, vai, accelera. Tanto male che non sono sulla strada. Tira la frizione. Facciamo male. Così si rubano i motorini a Napoli. Così. Si spezzano e si portano così. Dai, prendo nota. Com'è camminare a Napoli nel traffico? Un capodanno. Come non vede le strade? Questa è la cosa che mi fa più ridere. Il fatto che quando qualcuno commette un'infrazione, una cosa, la gente lo guarda come se nulla fosse. Non si picchierebbero sempre. Ma il problema è che qua o fai la guerra o ti abitui. Guarda, guarda. Cioè, ce l'hai queste vedute a Genova? Sì. Ma vaffanculo! VAFF in gol! Ma stai zitto! Quello è spettacolare Napoli! La Moscatia? Sì! Ah, l'avevo riconosciuta! Oh, qua devi guardare! Devi guardare! Guarda! Guarda che bello! Ma dove ce ne hai queste vedute tu a Genova? Ce l'ho anche io! È il cesso Genova! Ma qualcuno! Parla meno, pensa a farne molti 4 in madre. Perché qua ci sono un sacco di targhe polacche, anche la mia? Perché si paga poco di assicurazione rispetto a quanto andremo a pagare tenendola italiana. Calcola che la mia mi è costata 800 euro il primo anno e pago poi dall'anno prossimo 300 euro. Mentre l'assicurazione su questa mi hanno chiesto 1.700 in Italia. Le stesse cose. Io su questa pago 2000 euro all'anno, a te. Cioè io in 2 anni di assicurazione con l'MT09 mi ricompro un'altra moto. Hai ragione. Scusa. Ho visto un buco, ho detto. Ci sta, ci sta. Ci becchiamo dopo. Ciao. Seriamente, per chi sarà? Te la sei meritata! Non lo so, guardate una macchina! Metti Ma la fine? quei pacchi Vai, 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 vai! Credici, vai uomo! Vuoi farla un'infrazione? Vieni come vieni! Un napoletano tocco! Ma lo senti parlare napoletano? Di qua vuoi fare il giro delle piazze di spaccio? Ci stanno i pusher che ti chiamano! Sì! Olè, luci! Magic. 1 minute 37 seconds later. E bentornati sul canale ragazzi, qui c'è Matthew e siamo in un nuovo episodio di Cosa vuol dire guidare a Napoli? Stavo parlando da solo! La benzina! Era appena scattato, si può fare quando è appena scattato! Ci sono le telecamere comunque, se ti mandano il verbale io lo pago, quindi... Oh scusa, ci sono le telecamere là? Che cazzo? No, ci sono. Sì, ci sono. Poi se mi arriva il verbale lo pago. Se non mi arriva non è un problema mio, è il problema del comune che non funziona. Ti trovi con me? Seriamente, scusami. Ha senso, ma non ha senso. No, ha sensissimo. Ciao Franco! Benzina fatta. Oh, frate, se non mi offri un aperitivo ti rompo il culo, veramente. Ma con la moto, ti faccio entrare direttamente la moto di Carlotta.
Super il culo. Nice. Sto parlando con te. Che cazzo vuoi? E adesso iniziano le file di macchine parcheggiate così alla Katsum, ragazzi, perché oggi c'è la partita, ma se c'è la partita tutto diventa legale. Macchine, traffico, illegalità più assoluta ovunque, autorità che non sono presenti e chi più ne ha più ne metta. È vero, dimenticavo i venditori abusivi di sciarpe. Ah, giustamente, ecco il perché. La strada qui si stringe, ragazzi, perché se non puoi parcheggiare a destra, parcheggi a sinistra. Ragazzi, forza Juve! Vai, urla, forza Juve, vai! Altri senza casco, c'è anche un cane quello! Sì, al bonus, vieni, andiamo a vedere! Forza Juve! Oh no! Ragazzi, non mi uccidete con me, non tifo nessuna squadra, sono simpatizzante del Napoli perché vengo da Napoli, ma non tifo nessuna squadra. Che bello, vero? Solo a Napoli succede ciò. Veramente, vero? Veramente solo a Napoli succede ciò, ma come si fa? Ciao! Patato! Com'era bellino! Com'era bellino! Ah no, non guardare, sei solo tu. Sono sempre più convinto che a Napoli devi fare per forza chi ce l'ha più lungo. Vuoi guidare a Napoli? È una guerra. Se sei più forte vai avanti, se non sei più forte non vai avanti. Ma guardalo! 4! Ah, stai andando? Antonio si è buttato di là perché ha visto la pula e stavamo sgasando e si è spaventato. No, ho notato, ci ho guardato proprio fieri. Tranquillo. Però adesso guardati un po' il lungomare, goditi la veduta. Ma no, quella veduta! Spettacolare, nulla da aggiungere. Se facessi così proprio mentre passa la volante. No. Guarda, non hanno fatto nulla. Decidi dove andare. Io stavo andando di qua perché tu stavi andando di là. Guarda, zitto. Io ho ragione e mi paghi. Guarda, vuole avere ragione, capi qual è il bello? Ma che femmina che vendi? Che mazza accelerò? A te ti fa male la capa, a me mi fa male la capa, che bu? Ok. Io ti sto facendo video. Te la denunciò. Con me scusa, ma con me mi viene un gol. Guarda che ti sto facendo video, ti sto facendo il video, coglione. Vai che ti metto in video, ti guardi su YouTube Valentino Pezzi, iscriviti al canale. Valentino Pezzi, iscriviti al canale, ti faccio vedere su YouTube Lota, capito? Lota. Vatti a guardare poi su YouTube. Lota! Sei una grande cappella! Ma quanto mi diverto a chiappare frustrati come te! Che poi scendo dalla macchina e ti picchio, stai ancora parlando! Un bacio, ci vediamo su YouTube! Aspetta che si stava segnando! Segnalo bene il canale! Così, tanto io ti oscuro la faccia! Tanto te la oscuro la faccia! E tu sei una lota, anche tu, vedi? Ma infatti io sono una lota. Guarda, hai visto, lo vuole bene, gli ha detto che è una lota.
Ragazzi, perché tutto ciò? Perché io ho detto a Matteo, quando vuoi bere qualcuno, digli che è una lota. Perché guidare qua è un problema, è proprio pericoloso, cioè se io da turista vengo qua, io i primi 2 giorni ho avuto paura, cioè mi sono dovuto adattare, io ti vengo dietro, ma dentro di me mi sento in colpa, cioè io ti vengo dietro, alle rotonde si fermano quelli dentro, ma da quando? Ma così funziona qua? Ho capito, infatti, mesi fa, che non lo sapevo, prima di andare via ci manderanno una patente a parte col simbolo del Napoli proprio, Con lo scudetto. con lo scudetto, e quella da guidare qua. È assurdo guidare a Napoli, ragazzi. È assurdo. Autoscuola Valentino. Oh, fermo, fermo. Sì, ragazzi, se dovete andare all'autoscuola, via Lanzieri 3334, la mia autoscuola. Non è vero. Scusa. Sta scrivendo un messaggio. Che capata. Hanno il monitor per scrivere i messaggi. Cioè, ragazzi, con questa luce rende Understand? 10 volte di più. Carlotta che parla un inglese tutto suo. Amo, mettiti in posa, sta scattando, eccolo! È bellissimo! Avremo un sacco di ricordi! Ecco, ancora! Ce ne fanno veramente tantissime, guarda! Che bello! Ah, ma forse sarà un sistema nuovo, che così illuminano la strada solo quando passa una persona.